Sono trascorsi più di 69 giorni e oltre 1650 ore di carcere per Alberto Trentini e oggi, per chiedere ancora con forza la liberazione al più presto del cooperante veneziano originario del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela dal 15 novembre scorso mentre stava partecipando a una missione umanitaria, gli amici hanno aggiornato questo triste conteggio e il loro appello nella petizione che ha già quasi raggiunto le 39.000 firme. Anche se con grande riservo, i canali della diplomazia sono al lavoro per arrivare al più presto a una soluzione. Oggi si è mossa anche l'Eurocamera con un emendamento trasversale presentato dai leghisti Roberto Vannacci, Silvia Sardone e Susanna Ceccardi, che ha ricevuto l'approvazione bipartisan di tutte le delegazioni italiane. La mobilitazione per Alberto Trentini dal Lido ha raggiunto anche tutte le isole dell'estuario, oltre ovviamente all'Italia e all'Europa. Le parole del delegato alle isole. Un nostro connazionale, Alberto Trentini, è detenuto in Venezuela da più di 2 mesi. Non si hanno più notizie. Quello che ci auguriamo è che le istituzioni europee e le istituzioni venezuelane trovino una soluzione. Alberto stava facendo il proprio lavoro, e cioè aiutare le persone deboli, chi veramente ne aveva bisogno in Venezuela, quindi non ha nessuna colpa. Proprio al Lido di Venezia in questi giorni c'è stato anche un momento di preghiera in chiesa Sant'Antonio. Sono andato anch'io personalmente, a nome del Comune di Venezia ci auguriamo che Alberto torni presto a casa.